Scatman's World. Bene ragazzi, ciao a tutti dal comandone veneziano ragazzi, siamo a Oklahoma City, Utah Jazz, Oklahoma City Thunder. Gara 1 è stata vinta ai supplementari in maniera clamorosa da Utah, 124 a 118. Ma Oklahoma, l'allenatore di Oklahoma ha affermato ragazzi, dopo questa sconfitta arriveranno 4 vittorie. Veneziano chiaramente vuole impedire questa cosa. Veneziano è il leader dei marcatori di playoff ragazzi, cioè Durant è molto indietro, questo è qualcosa di clamoroso. Terry non comincia male, Terry. Tensione altissima ragazzi, tensione altissima. E subito il Cume la sua mossa e sono 2. E sono 2 per il Cume. 30.6 punti a partita ragazzi, 3.7 rimbalzi e 7.9 assist. Signori di Siscume. Ah, comunque ragazzi, per la cronaca mi sono sbagliato perché sono la pippa. Il livello dalla partita con dalla prima partita con Oklahoma è Superstar, quindi il penultimo livello. Cioè, dopo Superstar c'è Hall of Fame. Ragazzi, io non so cosa dire, siamo a Superstar e il Comendone sta dominando il mondo. Calma però ragazzi, calma, questo vuol dire cosa? Che il livello di difficoltà sia importante, ma se la squadra c'è, il gruppo c'è, il Comendone c'è, anche con Hall of Fame, che è l'ultimo livello, possiamo vincere con una squadra forte come i Thunder. Mamma mia. C'è una tensione indescrivibile chiaramente, perché Oklahoma non può permettersi di perdere questa gara, se no vuol dire veramente compromettere la serie. È chiaro che è molto duro, cioè Utah non può pensare di vincere il titolo NBA perché sarebbe una cosa spaventosamente spaventosa. Here is Hayward, defended by Durant. Pass to the chosen one. Bravo. Pocket four. Tries to save it. Cos'è? Ma cos'è? Cos'è questo passaggio? C'è tensione chiaramente, la posta in palio è alta di più. Bravo, mi sono preso il fallo. Bene, bene, bene caricare di falli anche gli avversari. Chiaramente non ho i tiri liberi perché non stavo tirando. Guarda che marcatura ragazzi. Grande Cume. Stagione 22 punti. Ah no, i playoff ho la media del 32.3. No ragazzi, ho il 32.3 di punti per partita. Cioè fioi, non so cosa dire sinceramente. Bello. Tensione stellare ragazzi. Ma il Cume vuole arrivare in finale di conference. Tiro non bellissimo questo. Terry da solo. Rimbalzo di Veneziano. Defense. Fallo di Ibaka. Na 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 na. Dai Kenter. Ah, non un bel tiro questo, non un bel tiro. Kevin Durant. Solo rete per Durant. Durant è il secondo per i punti a partita, 29.0. No, stagione però, no playoff. Bravissimi.
Bravissimi ragazzi, bravissimi. Westbrook, Russell Westbrook, una delle stelle più fiammeggianti, più luminose della panorama NBA. First quarter play and just over 3.5 minutes in. And out of bounds as the Jazz gain possession. Here are the NBA's. Eccolo qua Veneziano in tutto il suo splendore, eccolo qua, punti per partita capoclassifica. Ah no, c'è Westbrook addirittura a 30. È sceso Kevinone. Chance Billups. Il Cume, cosa fa Veneziano ragazzi? Solo Cume. Solo Cume ragazzi. Mamma mia che Cume. Westbrook. Altro ragazzi, Oklahoma sbaglia tanto, è incredibile. No, non perderla, bravo. No, che cagata che ho fatto io. Cagata veneziana, classica, una delle più pure, Fioi. È una delle più pure. Una delle più pure. Bravissimo Kenter. Molto bravo. Dai che va bene. Kevin Durant. Vai Cume. Il Cume è proprio così impossibile e non va. Fallo del veneziano. Fallo del veneziano. 14-10 comunque. Buona partita per il momento per il Cume. E ottima partita anche di Utah. Oklahoma per il momento sembra un po' ingolfata, soprattutto Durant. Westbrook, mamma mia. Che lavoro ragazzi, che lavoro. Da 3 da solo? Solo rete! Anche la media da 3 sta migliorando ragazzi. Stoppata di veneziano, ma Young la riprende. Che culo, ma dai. Ma che bava. Che culo ragazzi. Marcatura asfissiante. Gobert. Ma che cazzo di passaggio è? Che tensione ragazzi, che tensione. High tension. Proprio in inglese sempre più puro. Purtroppo non arriva il punto da 3, il tiro da 3. Fallo di Gobert. Fallo di Goberto ragazzi, fallo di Goberto. Finisce il primo quarto. Porca miseria ragazzi, sono ricascato. Mi sono nervosito, mi hanno fischiato di sfondamenti e sono andato a fare 6 falli alla finita del terzo quarto. Non ho praticamente più giocato e la mia squadra è crollata a 133 a 82. Io non ho parole, mi scuso, dopo tante partite di successo purtroppo il mio talone d'Achille sono i falli e stavolta l'ho pagata. E vabbè ragazzi, purtroppo andiamo sull'1-1, ma la cosa che mi fa più male è veramente aver lasciato la squadra senza di me per praticamente 2 quarti. Devo migliorare su questo, che quando comincio a sbagliare o che mi fischiano di falli di sfondamento che io odio, che non faccio un cazzo, fallo da dietro, robe così, vado a compromettere tutta la partita. Peccato perché stavo andando bene, 18 punti, ho abbasso anche la media punti di partita, vaffanculo proprio. Abbiamo raggiunto Our goal coming in was to try to take at least one of these 2 on the road, and we accomplished that. Now we go home knowing that we just got to take care of business and the series is ours.
And that doesn't mean we're taking the rest of this series for granted, but with our fans behind us in these next 2 games, we really feel like we can bust this series wide open and put ourselves in a great position to move on. Bravo, ok ragazzi, quindi prossima partita andiamo a Utah e vediamo di fare il miracolo, ragazzi. Madonna, che bello con questi occhialini alla John Lennon. Raga, un saluto dal Commendone veneziano. Ciao! Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.